Ad Aragona l'associazione Giubbe d'Italia, rappresentata in questo video da Raimondo Collura, comunica l'attivazione del servizio gratuito di ritiro dei farmaci dalle farmacie e la successiva consegna ai cittadini, una la mattina e una il pomeriggio. Coloro che ne faranno richiesta, tutto ciò concordato con l'amministrazione comunale per evitare di uscire da casa. Allora, io mi sono fatto, diciamo, portavoce di un progetto e ho spinto al fine che potesse essere realizzato questo servizio di consegna farmaci a domicilio. Abbiamo attivato l'associazione di volontariato Giubbe d'Italia, che conoscete, ha messo a disposizione i suoi mezzi. Io ho contribuito per quello che potevo, ho pagato l'assicurazione dei mezzi sia della Jeep che del furgone, al fine di poter essere, diciamo, più attiva l'associazione, poter utilizzare questi mezzi e fare queste consegne a domicilio. Che vuol dire? Perché vi sto dicendo questo? Allora, oggi abbiamo fatto il giro delle farmacie, prima ne abbiamo discusso col sindaco, con l'assessore Di Giacomo, con il dirigente Monachino, l'architetto Monachino, e il sindaco ha emanato un avviso che voi comunque avete già visto su Facebook, già il dottore Peruzza se l'è pubblicato, se l'è postato sul suo profilo, che come funziona questo servizio e quali benefici dà ai cittadini e cosa evita. Allora, vi evita innanzitutto di stare meno in giro, anche perché bisogna stare a casa. Seconda cosa, domanda mi dite, sì scusami, ma tu mi dici di stare a casa, però tu starai in giro diciamo, a ritirare farmaci e a consegnarli, va bene. Allora, io non sono stato in contatto con nessuno proveniente dal nord e non ho, insomma, i sintomi né quelli, non so di avere, magari li avrò, ma non sono stato in contatto con nessuno, perciò sono sotto la mia responsabilità, insomma, dichiaro di non aver avuto contatti con gente proveniente dalle zone calde e nemmeno gli altri volontari che insieme a me effettueranno il servizio. Ma io vi spiego un attimino come funziona. Faremo un ritiro di mattina alle farmacie, una consegna di mattina, un ritiro dalle farmacie a una consegna nel pomeriggio. Il servizio è semplice, voi chiamate la farmacia prepara i farmaci, li inserisce all'interno di un zacchetto, all'interno c'è una busta, ci viene dato il recapito, nome e cognome di chi deve ricevere il farmaco e noi avremo anche il numero di telefono della persona che deve ricevere il farmaco al fine di poterci organizzare al meglio. Allora, questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che già vi abbiamo in un certo senso tolto un pensiero e vi voglio dire un'altra cosa pure, molto importante. La cosa dei farmaci è molto molto importante, perché molta gente magari non può mandare il nipote perché il nipote non ce l'ha, non può mandare il cognato perché il cognato non ce l'ha, o magari non gli vuole dare questo impegno magari a un familiare o un amico, e poi magari si reca in farmacia e si crea un po' di confusione davanti alla farmacia, che gente che aspetta fuori, magari poi siccome non abbiamo strade a sei corsie, allora volere volare, insomma alla fine ci tocchiamo tutti e siamo un po' lì tutti vicini. Un'altra cosa importante che ve lo voglio dire, abbiate il coraggio che se non si sono autodenunciati loro, chi proviene dalle zone o è rientrato da poco anche da altre parti dell'Italia, se non si è autodenunciato, voi non ci mettete niente, facciamo gli infami oggi e ne salviamo parecchi domani. Allora facciamo in questo modo, perdiamola un po' di omertà che ci renderà un popolo più unito e ci renderà ancora più forti rispetto a come siamo forti adesso, perché noi ne usciremo veramente bene da questa cosa e quando la racconteremo con l'orgoglio di avercela fatta, perché siamo veramente un popolo straordinario, dobbiamo soltanto impegnarci un poco,